Fu la terza guerra d'indipendenza nel 1866 a decidere l'annessione del Friuli centro-occidentale, che faceva parte del Veneto, al Regno d'Italia. A Udine, il 1 marzo 1867, pochi mesi dopo l'annessione, il generale Garibaldi parlò dal balcone centrale di Palazzo Mangilli, esclamando: «Popolo valoroso, finalmente è soddisfatto il mio desiderio di vederti libero e unito alla grande famiglia italiana a cui eri ben degno di appartenere dopo tante sofferenze». Dichiarò poi l'ardente desiderio di lottare per acquisire le terre non ancora liberate e per avere Roma come capitale, concludendo: «Voi, bravo popolo friulano, sarete l'avanguardia della famiglia italiana». La strada era stata lunga e ardua. Nel 1861, in seguito agli sviluppi della seconda guerra d'indipendenza, l'Austria concepì una cauta riforma costituzionale per smorzare il moto delle nazionalità, ma nel Veneto l'opposizione clandestina contribuì a determinare la scarsa adesione all'iniziativa di Vienna. Un boicottaggio, sollecitato anche dal Comitato Politico Centrale di Torino, nel quale agivano stimati friulani, fra cui Prospero Antonini, ebbe sostanzialmente buon esito, dando la percezione dell'orientamento prevalente dell'opinione pubblica. Il Comitato Segreto di Udine e i comitati periferici collegati prepararono varie iniziative. Innanzitutto, il Comitato Udinese, assieme ad altri, aveva organizzato con successo, poco tempo prima della proclamazione del Regno d'Italia, la raccolta di schede firmate dai rappresentanti di ogni comune, schede per un plebiscito segreto del Veneto a favore dell'unità. Le schede, che passarono gli sbarramenti austriaci occultate in scatole di dolci o nelle bardature dei cavalli di posta, giunsero integre nelle mani di Cavour. A Udine, inoltre, nel febbraio 1861, appena insediatosi il primo Parlamento italiano, la polizia austriaca dovette fronteggiare una città in festa con tanto di chiusura dei negozi, preghiere per Vittorio Emanuele II, fuochi accesi al calare del buio e così via. La repressione portò alla carcerazione di diversi cittadini e colpì anche esponenti illustri che, subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia, subirono la deportazione in Moravia e la subirono assieme ad altri patrioti, friulani o no. Nel frattempo, le impopolari disposizioni economiche, fiscali e asburgiche attiravano decise antipatie. E in questo contesto cercava di agire come poteva anche la stampa locale. Ad esempio, anche un apparentemente innocuo ricordo della patriottica figura di Ippolito Nievo, lo sappiamo, protagonista fra i 1000 di Garibaldi assieme a numerosi friulani, un ricordo scritto da Camillo Giussani, grande giornalista friulano, nel giugno 1861, anche un semplice ricordo, dicevamo, aveva il suo peso, il suo significato. A cavallo degli anni 50 e 60, poi, l'emigrazione verso il Piemonte e, dopo la pace di Villafranca, anche verso la Lombardia o l'Italia centrale, aveva rafforzato la causa italiana. A Udine, sempre nel giugno del 1861, si ebbe una clamorosa dimostrazione per commemorare lo scomparso Cavour. Rimasero serrati gli esercizi commerciali. Si formarono cortei popolari, con la nutrita partecipazione anche di professori e studenti, e fu innalzato un grande tricolore, segnato a lutto però, mentre nella chiesa di San Pietro Martire si celebrava una messa funebre. Dalla fine della guerra del 1859 sino agli epici, sebbene falliti, moti mazziniani di Navarons del 1864, capitanati da Antonio Andreuzzi, e poi oltre, si ebbero forme di protesta, talvolta pacifiche, tal'altra aggressive, con petardi, bombe carta, bombe metalliche, ma fu per altre vie che il 1866 avrebbe poi consegnato parte delle nostre terre all'Italia.